A Lampedusa i carabinieri riportano in mare la tartaruga marina, Fiamma. Al termine delle amorevoli cure prestate dal centro recupero tartarughe dell'isola di Lampedusa, finalmente nei giorni scorsi, a largo della più grande isola delle Pelagie, le volontarie del centro, insieme ai carabinieri della motovedetta N801, hanno riaccompagnato in mare un bellissimo esemplare di caretta caretta di circa 20 kg, a cui era stato dato il nome di Fiamma. Il rettile era stato salvato dall'equipaggio della motovedetta dell'Arma dei Carabinieri lo scorso 31 luglio, durante una delle tante pattuglie a mare nel canale tra Lampedusa e l'isola di Linosa. I militari dell'Arma dei Carabinieri avevano notato il rettile galleggiare in superficie in evidente stato di difficoltà natatoria a causa di un amo di pesca conficcato in gola e la lenza impigliata in una pinna. Immediatamente i carabinieri l'hanno recuperato e portato a bordo, affidato la tartaruga marina alle cure del centro recupero tartarughe del posto. La responsabile, dottoressa Daniela Freggi, ha estratto l'amo e uno spezzone di lenza parzialmente ingoiato. Fiamma, il nome della tartaruga, è stata operata, curata e seguita amorevolmente per circa 6 mesi fino alla sua completa riabilitazione. Grande è stata l'emozione quando la tartaruga si è liberata ed ha potuto finalmente prendere il largo, seppure con una pinna amputata, ma con una grande voglia di solcare i mari delle isole Pelagie.